Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale gratis. Signori, è vigilia di Napoli-Juventus, mai una partita banale. Detto questo, il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, non vi costa niente iscrivervi, mi raccomando, soprattutto il tasto like e i commenti che sono fondamentali. Detto questo, non c'è stata nessuna conferenza stampa di Calzona, anzi non ci saranno più conferenze stampe da qui alla fine della stagione, salvo quelle UEFA Champions League. Quindi può darsi che l'ultima, che sarà la prossima settimana, poi non avremo più Calzona. Ed è un peccato perché, ragazzi, parla di calcio Calzona, finalmente c'è un allenatore che sa parlare di calcio e noi non lo facciamo parlare. Complimenti a Aurelio De Laurentiis, complimenti a te ancora una volta. Soprattutto farei un complimento al Napoli che oscura gli sponsor che naturalmente pagano per essere visti in conferenza stampa. Complimenti nuovamente a SSC Napoli. Comunque, veniamo a noi, voglio. Juventus Napoli. Ha parlato Allegri, Allegri ha detto: sono 5 anni che non vinciamo a Napoli, quest'anno potrebbe essere la volta buona. Ecco, aiuto. ha parlato a Ciuchina e io lì che mi sono preoccupato quando dico, cazzo, questi sono 5 anni che non vincono a Napoli, vuoi vedere che questo che è l'anno che il Napoli sta facendo schifo, soprattutto in casa, perché in casa stiamo facendo pena, abbiamo perso tante partite anche in casa, stai a vedere che questo è l'anno buono che la Juventus viene a Napoli e ce ne dà 2/3 gol così a caso, e io lì che mi preoccupo, perché chi sta venendo a Napoli fanno la partita mettendosi in difesa, contropiede, e ce lo mettono a quel posto. E non è del tutto scontato questa cosa, perché va bene. Però se noi andiamo ad analizzare quel Sassuolo-Napoli, tu dici, la squadra c'è, i giocatori si devono rivitalizzare. Forse la partita con la Juventus arriva proprio dopo una bellissima prestazione che ha fatto il Napoli con il Sassuolo, e quindi i giocatori in mente loro dicono: ma se noi pressiamo alto, compatti, corti, vuoi vedere che se riusciamo a vincere anche con la Juventus ci avviciniamo sempre di più a quel posto Champions, perché poi ragazzi c'è Atalanta-Bologna, quindi è una partita fondamentale per il Napoli. Lì ci sta bene un bel pareggino. Ieri la Lazio ha perso, fra mille dubbi e mille. L'arbitro di Bello fermato un mese, quindi lasciamo stare. Quindi le decisioni che ha preso sono state tutte sbagliate a questo punto, perché se tu lo devi stoppare un mese significa che questo Vaiù non ci ha capito un cazzo. Ed era già successo in Bologna-Juventus o Juve-Bologna, ma non mi ricordo che era stato bloccato un mese. Formula 1 lasciamo stare, parliamo di Napoli, che fra Formula 1 e Napoli non so quale va peggio. Allora, come detto, Calzona non ha parlato, io ero molto curioso perché ci sono diversi ballottaggi in gioco, ragazzi. Uno fra tutti è il difensore centrale e quell'altro è il terzino, perché a detta di molti dovrebbe ritornare Juan Jesus che si andrebbe a piazzare in difesa insieme a Rachmani. Scelta che molti di noi reputano un pochino strana, visto la prestazione che ha fatto Ostigard a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e molti dicono: ma perché non nata? Ragazzi, io vi dico, ma perché non la coppia Ostigard-Rachmani? Va bene? Anche su quella fascia lì ci sono dubbi, perché se gioca Ostigard gioca Mario Rui, se gioca Juan Jesus gioca Oliveira. Cioè, anche questa cosa qui di cambiare i terzini in ogni partita non va bene, perché tu se metti Traoré e Kvara, naturalmente Mario Rui spinge di più e quindi hai più libertà su quella fascia per andare a sfruttare gli inserimenti di Kvara e sia di Traoré, perché ragazzi Traoré si è fatto trovare molte volte al limite dell'area di rigore con la partita contro il Sassuolo, e non è del tutto scontato questa cosa, quindi occhio anche a questa scelta dei terzini, che secondo me sarà molto molto importante in vista proprio della partita di domani. Come detto, Juventus-Napoli non sarà mai una partita normale per noi tifosi napoletani, ma non per qualcosa, è perché poi dicono: ma voi perché ce l'avete contro la Juventus? Non siete nessuno, non siete l'Inter. No, ci avete ragione, cari juventini, ma
Napoli-Juventus e Napoli-Juventus per noi napoletani. Poi voi non la sentite, ma secondo me la sentite quando Inter-Juventus, secondo me, se poi andiamo a vedere. Allora, facciamo una probabile formazione, ragazzi. Anche se, come detto, Calzona non parla, la facciamo noi, la formazione. In porta Meret, non ci sarà nessun ballottaggio, Meret, Gollini, Contini, Dasia, niente. Meret titolare. Di Lorenzo non lo puoi togliere, perché Di Lorenzo non lo puoi togliere. Rachmani, l'unico che come difensore centrale non lo leveremo mai, perché rimarrà sempre lui. Nathan non lo vedremo più, ragazzi. Poi io mi gioco la carta Ostigard. Io mi giocherei la carta Ostigard perché secondo me potrebbe fare molto meglio con il gioco aereo. E sappiamo che la Juventus nel gioco aereo crea molte difficoltà a tutte le squadre, soprattutto per i tanti calci d'angolo che riescono a prendere quei ragazzi di Allegri. Dall'altro lato quindi ci metto Mario Rui, quindi la coppia Ostigard-Mario Rui, che secondo me è una coppia che va benissimo. Linea centrocampisti a 3 con Lobotka, Anghissà, che se torna l'Anghissà della scorsa stagione non ce n'è per nessuno in Serie A, perché nessuno riesce a stare dietro ad Anghissà, ragazzi. Non facciamo i seri, non esiste Cialanoglu, Barella, Mkhitaryan, non esiste niente, va bene. E poi dall'altro lato ci metto Traoré che ha fatto benissimo nella partita contro il Sassuolo, e quindi voglio continuare a dare fiducia a questo giocatore. Non ci avrai 90 minuti, fallo giocare 70 minuti, 60 minuti, non me ne frega. Poi metti Zelischi. Non sappiamo se Caiusto ha recuperato, non ho letto il report di allenamento, scusatemi quest'oggi. In attacco, Politano come sempre partirà titolare, perché voglio il tridente è quello: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia o Kvara, decidete voi. Questa è la formazione che secondo me partirà domani titolare contro la Juventus. Sono preoccupato, sono un pochino preoccupato per la partita di domani, perché tengo che stanzia un gol proprio. Poi non c'è nemmeno la Formula 1, dici, ma poi mi distraggo un attimo alle 3 con la Formula 1. La Formula 1 corre ora, Verstappen se ne aiuta, impareremo l'inno olandese per le prossime 24 gare. Quindi lasciamo stare. Non lo so, fate voi, non so quale formazione secondo voi sia la migliore, ma scrivetemela qui sotto nei commenti, ragazzi, mi raccomando. E soprattutto iscrivetevi al canale, che sta salendo in una maniera allucinante questo canale ultimamente, e vi ringrazio. Lo scorso mese forse abbiamo fatto 400 iscritti, una cosa del genere. Grazie, perché sono veramente tanti 400 iscritti. Se continuiamo questa media potremmo arrivare pure agli 8000 iscritti. Vi faccio corna, facciamo corna, arriviamo agli 8000 e facciamo corna, non si sa mai. Comunque, detto questo, iscriviti al canale e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, perché è molto importante. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao!